Buonasera a tutti ragazzi, un terremoto poco fa ragazzi nel Golfo di Salerno, qui proprio da me, quindi in effetti la scossa è stata di 3.4, quindi è stata registrata ragazzi alle 16:24, quindi di oggi ragazzi. L'epicentro è al largo del Golfo di Salerno, esattamente di fronte ad Eboli, quindi la scossa è stata avvertita, ciao avvocatella, dai residenti e da anche tante persone a Salerno. Anche mia mamma l'ha sentita, ma io, ciao Astro, io proprio non l'ho sentita proprio. Quindi è stato sentito a Salerno e addirittura sulla costa sorrentina, ciao Jasmine. Quindi nell'area cilentana, Capaccio, Pestimo, Castellabate, Agropoli e alcuni comuni, ciao Lupus, limitrofi. Quindi è stata tanta paura giustamente per la gente, tutti quanti a sapere che stava succedendo, chi si sentiva la terra tremare sotto i piedi, quindi è stata avvertita addirittura a Vico Equense, diciamo nella penisola, sì sì, tutto a posto. Mia mamma l'ha sentita, guarda, io no, sinceramente. Mia mamma ha sentito, ha visto il lampadario rimuoversi, ma io no, non l'ho sentito, eppure sto al terzo piano, non l'ho sentita proprio, quindi... Sì, sì, vabbè, quando è terremoto, Astro, ci sta sempre più gente. Quindi quando vedono terremoto, e questo è ogni volta che faccio un video di terremoto arriva la gente. No, 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 solo paure, ragazzi, quindi non c'è stato nessun ferito oppure diciamo qualche no, no, nessuna cosa. Quindi stanno controllando giustamente se ci sta qualche struttura, qualche crepa, queste cose qua, però a finale, ciao Domitila, non ci sta nulla, quindi diciamo che l'epicentro ragazzi è proprio nel Golfo diciamo, di Salerno, proprio di fronte ad diciamo Eboli, quindi diciamo una via di mezzo fra Battipaglia e Agropoli, quindi una via di mezzo di qua. Ma si è sentita fino a Sorrento, penso un po', quindi è stato in mare è avvenuto, quindi già e si è sentita su tutta la costa, pensate un po', quindi la profondità era anche poca, 22 km, però 3.4, pure mamma qua l'ha sentito, io no, boh. Quindi fortunatamente ragazzi non ci sono né feriti e nulla, quindi diciamo che diciamo, sono stati avvertiti in tanti paesini diciamo di Salerno, quindi no, no, nulla di grave, no, no, solo la paura giustamente. Dice che sta succedendo? Pure mia mamma ha visto il lampadario perché mia mamma c'è un lampadario a gocce, allora ha visto le gocce che si muovevano, e ha detto, giustamente come mai? E poi ha letto su internet che no, no Angelina, no, no, no. Solo la paura delle persone, giustamente non siamo abituati, diciamo, a queste scosse noi, quindi già immagino. Quindi diciamo che in effetti su tutta la costa proprio di Salerno, Battipaglia, Agropoli, Sorrento, quindi tutta questa costa qua è stata avvertita, Eboli, tanti paesini poi ci sono ragazzi, quindi diciamo tutta la costa, il Golfo di Salerno proprio in generale, quindi fino a Sorrento, che Sorrento, dopo Sorrento viene già Napoli, quindi è stata sentita un po' dappertutto, diciamo, quindi è stata una scossa che secondo me è molto forte perché comunque a Sorrento è lontano e dal Golfo, diciamo, di Salerno dove è avvenuto l'epicentro a Sorrento e non è vicino, è un po' lontanuccio, ma però l'hanno sentita pure a Sorrento, boh. Comunque anche noi a Salerno qua mia mamma l'ha sentito, tante persone qua pure mi hanno detto, beh, ma il terremoto. Ho detto, ma io non ho sentito nulla. Ma forse perché stavo riposando, quindi non lo so, ma sicuramente, poi non mi sono accorto di nulla, la verità. Sì, sì, tutto bene, non c'è stato nessun ferito, nulla di questo genere qua, quindi ci è andata bene, diciamo così, anche se ultimamente nel Tirreno, ciao Giuliana, ci sono tante scosse, questa è stata un po' più forte, diciamo. No, no, non c'è nessun ferito, nessun ragazzi, neanche case cadute, nulla, nulla, solo tanta paura giustamente delle persone
che purtroppo, come ripeto, solo la costa in effetti, quindi Agropoli, Battipaglia, Eboli, Sorrento, quindi diciamo che è questo lato qui che è fatto, diciamo, il casino, diciamo. Però per il resto, diciamo, allora 16 e 24 Jasmine hanno un'età di 22 km, l'epicentro è di fronte al comune di Eboli, quindi diciamo è stata l'epicentro in mare. Diciamo che più o meno lì ci sta un po' più sotto, ci sta il famoso Marsili in effetti, quindi in linea d'aria, dopo il di Salerno ci sta il famoso Marsili, quindi di fronte alla Calabria, diciamo, quindi in linea d'aria stiamo lì in effetti. Però dicono che non c'entra nulla, che è stata una faglia che si è mossa, perlomeno così spiegano, quindi non dicono che non c'entra nulla in Marsini o altre cose, quindi speriamo che solo queste non ne faccia più, quindi speriamo bene. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata, ci sentiamo dopo. Quindi ho fatto questo video, quindi oggi è stata una giornata impegnatissima e sono ritornato da poco, quindi diciamo che quando sono tornato mi sono andato ad appoggiare, quindi corri da qua, corri da là, sono arrivato proprio tardi. Quindi ci sentiamo più tardi ragazzi, a più tardi, dai.